Signor Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Che piacere essere qui con lei, Lisa Tomasella, sindaco già da 4 anni del comune di Codogné. Penso che abbia fatto una bella esperienza come amministratore, primo cittadino di Codogné. Codogné è una zona rurale, ma è anche una bella cittadina e ha della storia da raccontare. La prima domanda che le voglio fare, siccome noi siamo un po' fissati sulla cultura, perché la cultura, la musica, l'arte, secondo noi è il futuro della società civile, se no andiamo all'anarchia e non riusciamo più neanche a gestire le città. Voi come comune, quali spazi dedicate all'arte, alla cultura, alla musica, al teatro? Allora, noi abbiamo deciso di diffondere a 360 gradi le attività culturali e anche la sensibilizzazione alla lettura. Citando lo scrittore per ragazzi Luigi Dalcin, noi crediamo molto che sia la lettura che la cultura rendano autonomi e quindi renda libero il pensiero delle persone, e questo vuol dire far crescere una comunità. Abbiamo investito molto nella nostra biblioteca, tanto che sta diventando veramente un polo attrattivo non solo per Codogné ma anche per il territorio limitrofo. Abbiamo partecipato a molte occasioni di finanziamenti proprio per spronare la diffusione delle attività culturali sul territorio. Abbiamo un progetto molto bello che si chiama Se diventi farfalla, che riguarda i bambini dagli 0 ai 6 anni, con delle attività importanti che noi attiviamo all'interno dei nostri asili, sono 2 parrocchiali, e fanno da ponte con l'accesso che poi questi nostri bambini avranno alla scuola primaria, sempre anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Codogné. Questo è prezioso perché riusciamo a mettere in rete le maestre dell'asilo con le insegnanti della scuola primaria, e questo fa sì che i nostri bambini siano accompagnati nel loro percorso di crescita scolastica ma anche personale fin dall'asilo, e così le insegnanti della scuola primaria possono conoscerli già fin dall'ultimo anno di asilo, e questo permette di anticipare anche la presenza e il dover affrontare problemi particolari che questi bambini hanno. E questo è uno strumento molto apprezzato dalle nostre insegnanti. In biblioteca facciamo anche formazione per i nostri insegnanti, sempre a costo gratuito, perché per adesso riusciamo ovviamente ad attingere a questi finanziamenti non solo regionali ma anche nazionali. In più la nostra biblioteca, grazie al fatto che Luigi Dalcin, che prima ho citato, è un nostro concittadino perché la sua famiglia Dalcin è originaria di Codogné, anche se lui oggi vive e opera a Ferrara, però recentemente abbiamo proprio inaugurato il fondo Luigi Dalcin presso la nostra biblioteca. Siamo diventati l'unica biblioteca al mondo ad avere la bibliografia quasi completa di Luigi. Quindi chiunque volesse studiare e approfondire Luigi, la sua storia, la sua opera letteraria, verrà a Codogné, perché qui abbiamo tutto. Potremmo organizzare un evento e parlare di questo. Assolutamente. Basta che l'amministrazione ci dia degli spazi e noi li utilizzeremo. A proposito di spazi, lei sa, io sono convinto che Codogné abbia diverse associazioni, e queste associazioni abbiano bisogno di spazi per esprimere quelle che sono le loro finalità come associazioni culturali, di musica, eccetera. Voi avete degli spazi dedicati per questo? Per queste associazioni? Ne abbiamo, però devo dire che sono sempre in carenza. Sono sempre in carenza, non sono mai abbastanza. Ma è molto importante perché, lo dico sempre, le associazioni sono fatte di volontariato, sono un sostegno forte per le amministrazioni, risolvono tanti problemi e hanno bisogno di questi spazi, perché prendiamo il teatro ad esempio. Se ci sono delle realtà, delle compagnie teatrali che vogliono portare le loro esperienze teatrali sul palco, se non ci sono gli spazi non lo possono fare. Infatti questo è un problema, questo manca a Codogné, una sala polivalente grande, capiente, che possa essere proprio polivalente, cioè svolgere anche da area dove poter portare il teatro. Abbiamo la palestra, il Palablu, che insomma è abbastanza capiente,
importante, però è una palestra, per cui ogni volta che dobbiamo fare Già lo sport è importante, sì, è molto importante, è scuola di vita. Dobbiamo fare il teatro, dobbiamo smontare la rete, quindi in qualche maniera togliere tutto quello che c'è nel suo contesto naturale, sportivo, e spostare le partite per fare lo sport, per fare il teatro. E abbiamo però partecipato a un bando PNRR, adesso vediamo se verrà finanziato. Noi abbiamo un'area vastissima che sono le caserme Maset, le ex caserme Maset, certo, che sono state acquisite dal nostro comune, e abbiamo presentato un progetto di riqualificazione urbana proprio per recuperare un hangar e farlo diventare un grande spazio polivalente con una sala anche adatta per portare il teatro. E perché un altro punto necessario è, come si diceva, lo sport. Noi abbiamo 2 palestre, il Palablu e la palestrina della scuola, però anche qua c'è bisogno di tante palestre. Sì, è importantissimo, guardi, io lo dico perché lo sento, ho fatto il presidente della Vigor Basket a Conegliano, lo dico non per vantarmi, ma perché io godevo dei sacrifici dei ragazzi, li vedevo in palestra sudare e vedevo che crescevano con la cultura delle regole, e poi passavo magari davanti a una gradinata piena di ragazzi che facevano solo disastri, e allora ecco perché sono convinto che seguire i ragazzi, dar spazio ai ragazzi. I ragazzi sono giovani, bisogna capirli, bisogna anche guidarli, e allora hanno bisogno di spazi per sudare, per capire cosa vuol dire sacrificio per il futuro. Diciamo che secondo la nostra idea l'ambiente ottimale per la crescita di un ragazzo, si dice che per far crescere un bambino ci vuole un intero paese. Allora la crescita ottimale sarebbe, oltre alla famiglia, la scuola, una buona scuola che offre tanti servizi a sostegno anche della famiglia. Ci vuole poi l'oratorio, quindi quella parte proprio della nostra tradizione cristiana cattolica che aiuta la congregazione e sensibilizza ad aggregarsi, a fare quell'amicizia buona, che poi te la porti per tutta la vita. Serve tanto sport, quindi servono le palestre, e poi serve una buona biblioteca per diffondere proprio la cultura sul territorio. Questo secondo me è il cardine per una buona società. Certo, sono pienamente d'accordo con lei. Anche la musica è importante naturalmente, e lì ci vanno degli spazi adeguati per esaltare quelle che sono le esibizioni dei vari gruppi musicali. Noi abbiamo una buonissima scuola di musica qui a Codogné. Il presidente è un giovane, un ragazzo, lo chiamo ragazzo, ma insomma è un musicista di grande esperienza, infatti lui è famoso proprio anche a livello nazionale, e con lui siamo riusciti ad aprire questa bella scuola di musica che oggi conta più di 100 bambini e ragazzini iscritti. Viene ospitata in parte negli spazi della scuola, perché comunque sono corsi pomeridiani, in parte negli ambienti della biblioteca, quindi per quello che dicevo prima, che la nostra biblioteca sta diventando veramente un polo di riferimento. Bene, una cosa, parliamo di strutture. Avete delle strutture d'arte che sono fantastiche qui, e sono preservate come si può dire, dal tempo, cioè diventano vecchie, e riusciamo a mantenere queste strutture, le ville che ci sono sul territorio, in maniera che possano essere godute anche dalle future generazioni. Allora, Codogné è un paese piccolino, non è molto certo grande. Però diciamo abbiamo sul territorio 5 bellissime ville, sono tutte di proprietà privata, forse anche questo un po' la chiave per farle vivere nel tempo, non farle deperire. Sono case che sono vissute, quindi essendo ancora abitate, ville ancora abitate, questo ci permette di avere una manutenzione costante di questo patrimonio artistico importante. E poi ogni frazione comunque ha la sua specificità. Ad esempio Rover Basso ha la particolarità della chiesa parrocchiale. È una chiesa di stile nordico, una cosa abbastanza insolita per il territorio. Perché dico stile nordico? Perché la sua facciata coincide con il campanile, quindi per accedere alla chiesa bisogna entrare dalla porta del campanile. Che è una cosa stranissima. Una cosa proprio di gusto nordico. Unica forse. Abbastanza rara nel abbastanza territorio. Rara. In più l'abside è spostata. L'abside non è in asse con la navata della chiesa, ma è spostata più sulla sinistra, e questo per ricordare, dicono, l'inclinazione del capo
strappo di Cristo sulla croce. E poi anche questo invece è un gusto un po' più orientale, bizantino, quindi è una chiesa molto particolare, quella di Roverbasso, da visitare se siete in zona. Poi bellissima la chiesa di Cimetta, con la pala di Palma il Giovane, molto molto importante, restaurata qualche anno fa, quindi veramente un gioiello anche la realtà di Cimetta. Cimavilla forse è la frazione più nuova, più recente del nostro territorio, risale agli anni 50, perché prima si parlava solo di Cimetta, quindi diciamo è la parte più moderna del nostro territorio, però dal punto di vista paesaggistico è molto interessante Cimavilla. Abbiamo un SIC, quindi un pezzetto di sito di interesse comunitario, e poi abbiamo ancora preservato una parte di un antico aucupio irocolo, che qui erano famosi per la pratica della caccia, quindi Cimavilla ha anche questa sua specificità dal punto di vista ambientale. E poi vabbè, ovviamente Codogné con la sua villa Toderini, indubbiamente quello è un po' il simbolo del nostro paese, e tantissimi poi capitelli, sacelli, tra cui anche San Clemente, molto interessante. Lì abbiamo trovato fondazioni longobarde e anche lo scheletro di un ragazzo di epoca medievale. Quindi tante piccole peculiarità che ci rendono... Che fanno la storia di Codogné. Sì, esatto. Il sociale è una cosa importante. Abbiamo passato 2 anni brutti, 2 anni tremendi, forse anche 3 anni, dovuti prima alla pandemia o all'esagerazione della pandemia. Non entriamo in particolari su quella che è stata la devastante pandemia, però... il cittadino ha vissuto dei momenti terribili, e poi anche la guerra, la crisi, le bollette, eccetera. Voi avete, penso, un occhio particolare su questo tema, che è importantissimo, l'aiuto alle famiglie, spazi sociali. Assolutamente sì, noi abbiamo aumentato i fondi destinati al sociale, proprio perché le esigenze sono cambiate con il Covid, ma anche l'erogazione dei servizi sono cambiati con il Covid. Certo. E devo dire che il nostro comune fa parte di un'area più vasta che si chiama Ambito Territoriale per il Sociale. Siamo i 28 comuni del distretto di Pieve di Soligo, il capofila è Conegliano. Anche a seguito del Covid agli ambiti vengono destinati importanti risorse comunitarie proprio per affrontare quello che il Covid ha lasciato e sta continuando a lasciare sul territorio, perché noi ancora non sappiamo tutti i risvolti che questa epidemia ha avuto. Li stiamo scoprendo giorno per giorno, pian pianino ovviamente. E soprattutto dal punto di vista sociale c'è stata una frustrazione delle famiglie, del tessuto socio-economico, ma anche del tessuto del volontariato, della rete del volontariato, e tutto ciò ha impoverito davvero il sistema di offerta periferico, quindi il territorio, per quanto riguarda proprio le comunità. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo aumentato i fondi per il sociale. Bene. In modo da investire nei servizi. Stiamo utilizzando ad esempio tantissimo il servizio dell'educativa domiciliare per i ragazzi, perché in un comune ad esempio come Codogné non era mai successo, ma abbiamo ragazzi che non vanno a scuola, sono minorenni e non vanno a scuola. Addirittura. Sì, hanno tantissimi giorni di assenze, e questo non va bene. Questo non va bene ed è sintomatico di un qualcosa che ha messo in crisi la famiglia. Queste sono le situazioni più estreme, poi ce ne sono altre che potrebbero arrivare a quei livelli, però per fortuna grazie a questo servizio di educativa domiciliare, cioè vuol dire che accompagniamo la famiglia per riprendersi, inserendo la figura di un educatore che non solo aiuta il minore a riprendere un po' la sua vita ordinaria, non solo scolastica, ma di tutti i giorni, anche nei rapporti con gli amici, con i coetanei, ma aiutiamo anche la famiglia a riprendere un po' quella dinamica che è sana, la sana vita di una famiglia. E questa è una bella cosa, noi torneremo magari in un'altra occasione a parlare di famiglia, perché è importante, perché la famiglia è il futuro del mondo, e i ragazzi e la famiglia, e siamo noi i responsabili di questo. Però ho ancora una domanda da farle, perché purtroppo il tempo stringe per lei, e gliene faccio una, ma sono 2 in realtà le domande. La viabilità e lo sviluppo edilizio della città.
Questi sono argomenti importanti. Allora, in questi anni siamo intervenuti in maniera veramente importante sulla viabilità e abbiamo rifatto insieme al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, anzi devo dire è un cantiere della Sinistra Piave del Consorzio di Bonifica, però insomma in collaborazione con il Comune, abbiamo rifatto un ponte sul Ghebo, che era un punto assolutamente fragile e critico non solo della viabilità ma anche dal punto di vista proprio idrogeologico, cioè ogni volta che c'era la bomba d'acqua quel ponte faceva tappo, quindi l'acqua non scorreva dal Ghebo e tracimava con tutti i problemi che ne conseguivano. Per cui un investimento di più di 2 milioni di euro, grazie appunto al Consorzio di Bonifica e a fondi della Regione Veneto, siamo riusciti a migliorare quel punto critico della viabilità e anche della fragilità idrogeologica del nostro territorio. Siamo intervenuti anche sistemando un incrocio pericoloso sulla Cadore Mare, perché noi siamo attraversati da questa provinciale che è molto frequentata e molto pericolosa, cioè gli incidenti sono veramente all'ordine, non dico del giorno, ma quasi. Che risale agli anni 60, mi sembra. Agli anni 60, esatto, è un'arteria giovane, molto giovane, è dritta come un fuso, per cui incentiva a correre. Il problema però non è solo di Codogné, perché la Cadore Mare ovviamente parte attraversa San Vendemiano fino a Fontanelle, perché poi Fontanelle ha la pista ciclabile. Infatti ecco, noi in questo tratto tra l'ultimo pezzettino di Fontanellette e Codogné e San Vendemiano ci manca la pista ciclabile. È un investimento di almeno 5-6 milioni di euro, non li abbiamo in questo momento, stiamo cercando ovviamente bandi che possono finanziare, però questa è veramente un'infrastruttura, sarebbe fondamentale per il territorio, metterebbe in sicurezza questa arteria. Certo. E non ci siamo mai fermati, perché anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica abbiamo messo a norma sismica la nostra scuola primaria. Tra poco partiranno i lavori per la costruzione di una nuova scuola secondaria di primo grado e quindi poi avremo un edificio, l'ex scuola media, che vedremo in parte di riqualificare per scopi utili alla comunità. Ecco, la viabilità ovviamente poi verrà di conseguenza rivisitata, perché questo è inevitabile, però siamo qui, stiamo cercando finanziamenti ovunque pur di fare le opere, perché noi non siamo un comune di confine e i comuni di confine riescono a ricevere finanziamenti straordinari, che per quanto riguarderebbe Codogné vorrebbe dire fare veramente pezzettini di piste ciclabili fondamentali. Un'altra fondamentale che stiamo portando avanti, ad esempio, è la pista ciclabile su via Vittorio Veneto, che è la provinciale che collega Codogné a Pianzano. Bene. Anche questa, una provinciale dritta come un fuso dove si corre come dei matti. Un primo stralcio lo stiamo portando avanti con fondi propri più un contributo provinciale, però mancano gli ultimi 400 metri e quindi stiamo cercando i finanziamenti per gli ultimi 400 metri. Se anche Codogné potesse avere i finanziamenti del comune confinante con una regione a statuto speciale, insomma quei soldi lì sarebbero una manna dal cielo, ma non è possibile in questo momento. Ma io vedo che lei ha grinta, perciò molto probabilmente troverà le strade. Io la ringrazio per questa opportunità che mi ha dato, spero di avere altre occasioni per poter parlare del suo comune, non abbiamo parlato di cucina, ci sono molte cose sì, da portare a conoscenza del mondo. Perché noi siamo il comune della mela cotogna. Ecco. Abbiamo sviluppato tutta una gastronomia importante. E adesso abbiamo inserito questo dubbio, parliamo o non parliamo della mela cotogna? Alla prossima puntata. Alla prossima puntata, grazie signor Sindaco, arrivederla. Grazie.